governando in questi anni. Questo è il modello che vogliamo utilizzare per provare a fare un ulteriore passo nel cammino di autodeterminazione. E chiudo dandovi un unico esempio. Ovviamente noi abbiamo messo 7 punti di programma o di ambiti di programma a chiudere il libro, proprio per erano in parte anche quelli che avevamo messo sul tavolo del centro-sinistra per aprire un confronto. Non abbiamo fino ad oggi ricevuto una risposta e ci dispiace fortemente che quando si arrivi a parlare di programmi poi arrivino sempre altre priorità, altre cose che distraggono da quella che dovrebbe essere la sostanza del progetto di governo. Ma vi faccio un unico esempio che mi sta particolarmente a cuore, anche perché ritengo che, diciamo così, sia veramente esemplificativo di come soltanto un indipendentismo moderno e pragmatico può far funzionare l'autonomia e già oggi cambiare i destini dei sardi, dei cittadini sardi, delle imprese sarde, dei lavoratori sardi, e dall'altro lato cambiare anche i rapporti di forza con lo Stato italiano, che è il problema della riscossione dei tributi o dell'Agenzia Sarda delle Entrate. All'articolo 9 dello Statuto, qua entriamo proprio che cos'è l'autonomia. Nel 1948 si scrisse: la Sardegna può delegare allo Stato italiano l'accertamento e la riscossione dei propri tributi. Cioè si disse: noi sardi vogliamo scrivere una regola per dire allo Stato: gestisci tu i nostri soldi, prendi, incassali tu e fai tu il lavoro che noi non ci sentiamo in grado di fare, perché ci sentiamo dei minorenni, perché non ci sentiamo all'altezza. Ecco come è nata l'autonomia, perché bisogna andare a leggerli i testi, bisogna andare a vedere che cosa è stato veramente, non quello che abbiamo in testa noi, quello che avevano in testa loro, i sardi che prima di noi ci hanno preceduti in questa terra, e loro pensavano di non essere in grado di gestire i nostri soldi e hanno scritto quell'articolo, e per 60 anni quell'articolo è stato letto come un articolo di resa, un articolo di un popolo che si era legato mani e piedi. E noi abbiamo detto: ma scusate, c'è scritto che la Sardegna può delegare, non c'è scritto che deve delegare. E allora, come hanno fatto da altre parti, altre regioni autonome, che non sono più intelligenti di noi, forse hanno solo avuto un po' più di coraggio, se non c'è scritto che siamo obbligati a delegare, allora possiamo riprenderci quella competenza e possiamo incassare noi il 100% della ricchezza che produciamo, poca o molta che sia. È il metodo che conta. È il metodo che conta. Il punto è che devo incassare io la mia ricchezza. Anche perché sapete che dall'articolo 8 l'80% della ricchezza prodotta in Sardegna deve restare in Sardegna. Serve per far andare avanti tutta la Sardegna. Perché oggi la Sardegna è quasi uno Stato a livello di spese. Perché si è caricata la sanità, si è caricata i trasporti, si carica i servizi sociali, si carica politiche del lavoro. Non tiratevi fuori le pensioni, perché le pensioni sono soldi che avete pagato voi. Questa storia me l'aspetto da un sardo di 90 anni, non da voi. E chi ce le paga le pensioni? Tu te le sei pagate. Hai versato i contributi, te le paghi tu. Lo Stato ti sta solo rendendo quello che hai dato. Infatti se un sardo va a lavorare in Germania e poi decide di andare in una qualche isola dei Caraibi a vivere, quello Stato, ci sono degli accordi internazionali, gli manda i soldi. Ecco, pensate che state venendo in vacanza in Sardegna, l'Italia vi manderà i soldi delle pensioni, che noi incassiamo i soldi che ci servono per vivere, perché sennò moriamo, e noi abbiamo l'80% da gestire. Le cose iniziano a cambiare perché in un anno, sapete quanto stiamo perdendo quest'anno per questo meccanismo per cui noi mandiamo i soldi e non tornano indietro? Stiamo perdendo 1 miliardo e 300 milioni di entrate non rese e stiamo perdendo 500 milioni dell'accordo fra Sole e Prodi che non vengono mandati, che dovevano arrivare da quest'anno. 1 miliardo e 800 milioni, e poi stiamo aspettando che lo Stato ci dia 27 milioni per Olbia. Oh, ma siamo sani? Ma siamo veramente sani? Ci stiamo cercando €1 in tasca mentre ci stanno rubando da anni il portafoglio con la carta di credito e il bancomat dietro. Stiamo cercando di racimolare 27 milioni per i nostri fratelli e le nostre sorelle disperate nel Nord Sardegna e ne stiamo perdendo 1 miliardo e 800 milioni. E da anni li stiamo perdendo. Da anni. Sono una caterva di soldi incredibili. Allora, ammettiamo che li prendiamo noi. Succedono un sacco di cose. E la prima cosa che succede è che siamo noi che dobbiamo mandargli l'altro 20%, quello che spetta a loro.
e lì inizia ad avere delle leve di potere da utilizzare, perché gli puoi dire: siccome li ho incassati io, magari li usiamo per far tornare quei soldi che non ci hai reso, li scaliamo da quei 10 miliardi che ci devi, o no? Oppure gli dici: volete questo 20%? Contrattiamo, vi tirate via le servitù militari, leva le servitù militari e poi ti faccio il versamento. Perché la politica è fatta anche di questo, purtroppo. Perché a me nei miei sogni, io avrei voluto giocare nella nazionale sarda di calcio, non fare il politico. Ma quelli sono i sogni. La realtà invece è che si usano gli strumenti che si hanno. E ditemi quali strumenti abbiamo. Abbiamo la forza dei numeri, abbiamo la possibilità di ribaltare i rapporti di forza con l'Italia sulla base dei numeri. No, in Italia siamo piccoli, dobbiamo dircelo. Strano paradosso. In Europa invece siamo grandi. Sapete che al summit dei piccoli stati d'Europa, a cui hanno partecipato 10 stati europei indipendenti, la Sardegna non sarebbe stata invitata perché il limite massimo di popolazione per partecipare era 1 milione di abitanti. Cioè, se avessimo fatto la richiesta di partecipare ci avrebbero detto: no, scusate, voi siete una grande nazione, non potete partecipare. Guardate quanto è strano il mondo, siamo piccoli per l'Italia, 1 milione contro 60, ma siamo grandi per l'Europa, dove Malta 400.000 abitanti ha 5 europarlamentari, l'Estonia 1,5 milioni di abitanti, 7 europarlamentari, la Slovenia 2 milioni di abitanti, 7 europarlamentari. Che strano, eh? Beh, noi possiamo dire: noi abbiamo questo 20%, adesso contrattiamo, perché la forza dei numeri ce l'abbiamo, la forza, diciamo, della violenza a noi non interessa. Altre esperienze indipendentistas hanno percorso quella strada, a noi non interessa. A noi serve potere. Avere la cassa, avere i soldi in cassa è una forma di potere concreto, perché una volta che loro li incassano, tu puoi andare di là, puoi sbattere il casco a terra, puoi sbattere la testa a terra, ti puoi dare fuoco come i bonzi tibetani, i soldi se li sono presi e non te li rendono, e non lo fanno da anni. Allora, soltanto un provvedimento, e io credo che quello di un patto di governo debba essere il primo provvedimento, i primi, non 100 giorni, le prime 100 ore, tu riacquisisci 1 miliardo e 700 milioni di euro, tu riacquisisci potere rispetto allo Stato, tu riacquisisci la capacità di dimostrarti un legislatore che sa utilizzare lo statuto di autonomia, spremere quello che c'è di buono dentro per superarlo, tu dimostri che hai già oggi la capacità di agire da Stato. Se già oggi si agire da Stato, non c'è niente che può fermarti dal divenirlo l'indomani. Grazie. Stasera prima di venire qui ho pensato che cosa dirò. L'ho risolta con 3 ipotesi, non le posso fare tutte e 3 che mi piacerebbe, ma
vado e leggo alcune poesie, dico solo i titoli per intenderci. Una si chiama Itaca di Costantino Cavafis, un'altra si chiama Itaca di Lucio Dalla, un altro è un frammento di Saffo e un altro è un frammento di Archiloco. Aveva una logica tutto questo naturalmente, e concludeva con una poesia da Antonio Sarco che parlava della scorizia, degli operai, e una poesia da Uri. Insomma, è forse un po' smuovo. Poi ho detto che vado e dico a Francisco Zeta che non sono d'accordo sul giudizio che dà Di Lusso e di Berlieni, perché non sono d'accordo. Ma perché devo andare a fare una polemica quando la gran parte delle cose che diciamo e pensiamo poi alla fine ci mettono insieme? Io sono per affrontare una questione oggi di drammatica attualità. La dico brutta perché è brutta. Io sono arrivato alla conclusione che in questo momento la difficoltà, per non dire altro, della politica di Sardegna, per politica io intendo i partiti organizzati che hanno rappresentanza, dicono di avere rappresentanza di interessi. Ecco, la situazione di difficoltà della politica di Sardegna oggi sta andando talmente oltre che a me dà l'impressione che per alcuni soggetti politici non sia più una questione di ordinaria seppur grave difficoltà. A me pare che stia diventando un fatto antropologico. Quando si parla di fatto antropologico, per esempio tempo addietro, anzi anche oggi, diciamo che c'è un fatto antropologico nella desertificazione delle zone interne, nel senso che c'è difficoltà a riprodurre una società, a riorganizzare una società, a rendere viva una società. Ecco, per esempio, nei nostri rapporti col PD, per stare a dire le cose come le penso, io credo che iniziano a intravedersi degli elementi tali di negatività dei comportamenti del PD che rischiano di diventare un fatto antropologico, cioè di difficile recupero a una operatività positiva di questo soggetto politico che è nei fatti, per numeri, il più grande è il partito del centro-sinistra, essendo noi di sinistra. Perché dico questo? Perché, adesso non lo so se riesco a ricordare tutte le sigle dette qui stasera, e delle associazioni che sono qui presenti, sono fatti i nomi di alcuni rappresentanti, no? Ma noi potremmo fare tutta una serie di nomi di partiti, movimenti, associazioni, uomini e donne di buona volontà che si mettono insieme, che se davvero si mettessero insieme sarebbero il più grande partito di Sardegna. Questa è la questione che Rossomori porta dalla sua nascita. Perché nasce Rossomori? Nasce perché alcuni di noi, molti di noi, tutti noi che siamo in Rossomori non potevamo andare col centrodestra. Ma non potevamo andare perché c'è un dato di fondo, cioè il berlusconismo è il neoliberismo che sta massacrando il mondo. E se dentro questo mondo che vede le ricchezze crescere e aumentare a dismisura le povertà, se in questo mondo il Partito Sardo d'Azione ha fatto la scelta di poter andare con Berlusconi, io sono nato di sinistra, mica volevo andare lì, perché è andata la bandiera
Cristina, ma il problema è che noi siamo nati per dire tre cose, solo tre. Bisogna sardizzare la politica. Se noi parliamo di sovranità, occorre che ci sia un sovrano. Nella Repubblica il sovrano è il popolo, sì, è il popolo, ma il popolo si organizza per partiti, per rappresentanza. E se il popolo non ha rappresentanza sovrana e non vive in sovranità, è tutto debole. La battuta, non so chi l'abbia fatta, c'è Forza Italia, chiamiamola Forza Sardegna, Forza Italia del Salto è un po' difficile, no? Ma io credo fermamente che sarebbe un grande passo in avanti se tutti i partiti di Sardegna diventassero di Sardegna, perché sarebbe un fatto liberatorio, potremmo confrontarci finalmente su questioni, su progetti, su programmi, su strategie, su idealità, potremmo definire i nostri rapporti nel consenso conquistato quotidianamente facendo politica. Primo, sardizzare la politica, altrimenti la sovranità non è agibile. E quando noi abbiamo sfidato il PD, quando disse noi facciamo il partito che si federerà con Roma, abbiamo sfidato, facciamolo, non l'ha fatto. Sta qui una delle questioni che portano alla difficoltà antropologica del PD. La dipendenza, che non è quello che ordinariamente si usa in Facebook, sono tutti dipendenti, no, è la dipendenza, un fatto sostanziale che dice che se c'è un capocorrente a Roma ci deve essere poi a cascata una serie di fino alla fine, no? E che se il capocorrente a Roma dice che è blu, anche se fosse rosa, diventa blu. Cioè è un sistema che incarna il potere e incarna la difficoltà a essere oggettivamente liberi. La seconda questione che noi abbiamo posto, l'europeismo. Noi abbiamo scritto nella nostra tesi che l'Europa non è completa senza i sardi, ma i sardi senza l'Europa non hanno prospettiva. Noi vogliamo essere, noi la definiamo così, siamo affezionati al termine regione, al contrario di Francisco e anche di Manichele, ma Manichele la regione la sopporta, Francisco un po' allergico. Allora, noi diciamo che vogliamo costituire, nel senso di Costituzione, la regione autonoma della Sardegna associata in Europa. Una volta Francisco Zecca ha portato a Cagliari, con molto meno pubblico di stasera, uno che lui ha detto che è il più bravo conoscitore delle sovranità delle isole, non mi ricordo più come si chiama, il Maldatese, Baldacchino nell'elencare tutte le varie forme di sovranità ha detto c'è una forma sovrana e sono gli stati, le regioni, le varie forme, chiamatele come volete, di associazione, lo Stato associato. Noi, siccome citiamo sempre tutti quanti, ci dimentichiamo poi di andare a... La teoria dello Stato associato non l'ha inventata Gesù Nazareta, che è un po' disgraziato di un paesello. Sta nella teoria e nella prassi politica, nella determinazione a farsi Stato della Catalogna, dei Paesi Baschi, compresa la possibile domani indipendenza della Scozia. Dice così, per esempio, la rappresentanza alla regina. Anche il Canada. Allora, iniziamo a definire un percorso, perché altrimenti anche qui non facciamo tutto il nostro dovere. Senza polemica, siamo la torta alla fine. Il percorso sta nel pretendere che in Europa ci sia democrazia, perché oggi in Europa non c'è democrazia. Non lo dicono i forconi, lo dicono i padri dell'Europa. Lo diceva Altiero Spinelli,
un'Europa dominata dai burocrati, che non abbia un Parlamento che ha potere di Parlamento, un governo che sia sotto il controllo del Parlamento e che abbia una federazione di stati all'interno dei quali noi ci collochiamo, quell'Europa è destinata a essere una oligarchia gestita da oligarchi, ed è quello che sta portando l'Europa lontano da noi. E quando faremo le prossime elezioni europee, questo sarà il tema centrale, al di là dei forconi e di chi protesta nelle strade. La terza cosa che noi abbiamo letto: per essere sovrani bisogna essere europeisti e bisogna che assumiamo definitivamente su di noi, io per primo, io fra tutti voi e anche fra tutti i salvi, anche fra molti salvi, reggo responsabilità, perché ho fatto il consigliere regionale per 20 anni, perché ho fatto l'assessore, perché ho fatto il sindaco, per fare il consigliere provinciale, ho fatto tutto che era possibile fare in questo. Io devo dire che non si ha sovranità se non si prende consapevolezza che la gran parte della responsabilità per il mancata attuazione dello statuto della regione autonoma, per esercizio di poteri possibili, sta in noi. Posso fare un elenco lungo. Per esempio, la regione autonoma della Sardegna ha avuto per un periodo quella che oggi definiremo un'agenzia per l'energia elettrica. Allora si chiamava così. Oggi io sono per fare l'agenzia, la società come la chiameremo, non lo so, ma che governi l'energia in Sardegna, che faccia il piano energetico, che dica chi può o non può rubare il vento, e il vento non si deve rubare mai, e il sole non si deve rubare mai. Solo per dire che l'ANAS in Sardegna non c'entra niente, anche perché tutte le opere che fa lo fa con i soldi nostri. È solo per dire che le sovrintendenze, queste cose qui non ci devono essere. E poi mi accorgo che vado a leggere il titolo quinto della Costituzione come modificato, e questi poteri li abbiamo ancora. E abbiamo una scuola gestita da un provveditore italiano, lo chiamo così, che la Costituzione italiana non prevede. La Corte Costituzionale ha deliberato che i sovrintendenti scolastici non della regione autonoma della Sardegna, di tutte le regioni, sono illegittimi. E quello decide se il mio bambino di Gaia, il mio bambino di Berlino, il mio bambino di Torpedo può andare o non andare a scuola, se fare i corsi integrativi, che avere la lingua sarda nel suo curriculum. Noi non possiamo dimenticare che la sovranità nasce dalla consapevolezza che molto abbiamo errato e che certi dirigenti di Sardegna, che non sono soltanto i consiglieri regionali e giunte regionali, ma il complesso del ceto dirigente, ha concorso a formare il progetto cosiddetto di sviluppo, il vecchio modello di sviluppo, che è fallito. Nella vostra definizione dite non si può attribuire il potere di andare a governare a quelli che non sono indipendentisti. Io la faccio molto più breve: non si può attribuire il potere di governo della regione a chi è come me coinvolto nel fallimento di quel progetto. Allora, se diciamo nuovo modello di sviluppo, qui sta la trattativa col PD e col resto, nuovo modello di sviluppo, nuovo ceto dirigente deve corrispondere. In questo sta la domanda che viene agli indipendentisti, ai sovranisti, agli autonomisti. Io dico a tutti gli eredi del sardismo primigenio, a questi, a tutti noi, viene una domanda di popolo che dice: ma volete essere o non essere il ceto dirigente del futuro e mettere insieme e costituire la forza che determina la qualità del governo, la qualità della democrazia in questa Sardegna?
una democrazia, lo dicono nel libro che ho letto, una democrazia che va impoverendosi, che in qualche momento è a rischio. C'è un giornalista di una testata che è ancora in salute, mi auguro. Ma ci sono giornalisti che non sono di testate in salute. La chiudo qui. Quando parlo di democrazia intendo dire che in Sardegna, per chi ha la mia età, noi stiamo tornando al rovellismo. E per chi non lo sa, il rovellismo era un sistema di potere in cui la grande impresa petrolchimica, finanziata coi soldi pubblici aveva comprato e privatizzato i 2 giornali in Sardegna, perché la televisione non c'era, La Nuova e l'Unione. E quando dovesse esserci omogeneità nell'informazione e controllo dell'informazione, è evidente che c'è un condizionamento sulla prospettiva, perché se 2 giornali e 2 televisioni o quello che sarà decidono che una cosa va avanti e l'altra cosa non va avanti, l'opinione pubblica più da loro che dai nostri sforzi viene dominata. La democrazia in Sardegna ha bisogno di sostanza. Allora io credo che, giusto perché sono più vecchio, tanto più vecchio di voi, quando lui è nato io ero consigliere regionale da 2 anni, quando Michele è nato io insegnavo già per politica. Io sono vecchio, conosco quel che è successo in larga misura, ci ho partecipato. Se non c'è una svolta politica, etica, morale, culturale, profonda, che ci metta in confronto col mondo intero per farci riconoscere, noi non saremo sovrani. E non possiamo essere sovrani se si propone come ceto dirigente politico un ceto dirigente che appare agli occhi dell'opinione pubblica corrotto. È inutile cercare di negare quello che è riportato evidente. Noi non intendiamo pronunciare sentenze verso chi che sia. Noi intendiamo dire che il popolo in democrazia si rispetta.